Nel piccolo paese agrigentino di Camastra, a pochi chilometri da Agrigento, nei pressi di Naro, l'amministrazione comunale litiga per lo spostamento di una fontana sita in piazza Garibaldi. La comunità di Camastra, guidata dall'attuale sindaco Dario Gaglio, intende trasferire in un altro luogo la struttura che era stata fatta installare dalla precedente giunta guidata da Angelo Cascià, ma l'ex sindaco Cascià non ci sta e ha dato mandato al suo avvocato di diffidare l'attuale amministrazione. Appena si smonta la fontana non può essere ricostruita, dice l'ex sindaco Cascià. Inoltre si perderebbe la bellezza della piazza apprezzata da molti camastresi e turisti. L'attuale sindaco Gaglio invece sostiene che l'intervento fa parte di un progetto di riqualificazione della piazza. L'ex sindaco Cascià chiama in causa la Corte dei Conti e denuncia il sindaco per danno in areale e sperpero di denaro pubblico. La delibera in questione contestata è la 38 del 27 luglio scorso. L'ex sindaco Cascià, attraverso l'avvocato Salvaggio, ha invitato Gaglio a revocarla, annullarla o a ritirarla in autotutela, in quanto l'atto è infondato e palesemente privo di qualsiasi motivazione e di pubblica utilità. Secondo l'ex sindaco, infatti, tale prassi verosimilmente sembra rispondere più a una banale contrapposizione faziosa che a un reale criterio di virtuosa gestione della cosa pubblica e dunque in palese violazione del principio di buona amministrazione. Quando la fontana venne fatta installare dall'amministrazione Cascià in piazza Garibaldi, il progetto ha avuto un costo di 9.000 euro. L'esecuzione della delibera, così come dice l'avvocato, determinerebbe un danno inaleale in capo all'amministrazione comunale, e questo perché l'eventuale rimozione o smontaggio delle fontane ne comporterebbe l'irreversibile danneggiamento e la conseguenza inutilizzabilità, atteso che la struttura è composta da diversi elementi interconnessi e legati l'uno all'altro. Inizia quindi il braccio di ferro e il sindaco Gaglio si è riservato di replicare al suo predecessore con una nota dell'ufficio legale del comune e continua a difendere la scelta della sua giunta di voler proseguire con il progetto di riqualificazione della piazza Garibaldi, compreso lo spostamento della fontana. Come andrà a finire ve lo diremo successivamente.